Innanzitutto grazie, buongiorno a tutti, un saluto a tutti i presenti, siete sempre in tanti, e ovviamente un saluto a tutti coloro che sono collegati con le diverse dirette sia televisive che dei social. Andrei subito velocemente, siccome abbiamo diversi punti, poi c'è la sorella Lanzarini che vi dà ancora un aggiornamento sulle case di riposo. Avrei diversi aspetti dei quali parlarvi, quindi vado abbastanza veloce. Quindi il totale dei tamponi sono 171.456. Questi dati ce li avete senza che perdiate tempo per gli appunti. Scusate, le persone isolate sono 18.553, i positivi sono 12.933, come vedete rispetto al bollettino di ieri mattina sono 311 in più. Questo perché i tamponi adesso vengono processati, è aumentata la velocità di processazione, le macchine vanno, per cui adesso aspettatevi un'impennata dei positivi, ma semplicemente perché i positivi, ve lo ripeto, quando vedo tabelle anche internazionali e parlano di positivi, e noi siamo i primi, no? Cina, Italia, sì, i positivi se li cerchi li trovi, se non li cerchi non li trovi, quindi noi ne abbiamo tanti perché li cerchiamo. Questo diciamo che è un indicatore della qualità della sanità, perché se tu fai tamponi li trovi positivi, se no non li troverai mai. I ricoverati sono 1.804, per l'esattezza sarebbero 2 in più di ieri, ma insomma è una banalità, nel senso che i ricoverati stanno diminuendo. In terapia intensiva abbiamo 274 persone, che sono 3 in meno rispetto a ieri mattina, anzi scusatemi, il bollettino di ieri sera, sono 3 in meno rispetto al bollettino di ieri sera, e qui vedete che siamo scesi, e il modello ce lo diceva, siamo scesi, abbiamo superato il muro dei 300 che era fondamentale per il modello, e quindi questo è il dato che ha dato una direzione. E quindi quando vi dicevo guardate che la prossima settimana sarà cruciale, io sapevo cosa intendevo, cioè nel senso che è fondamentale il tema delle terapie intensive. I dimessi sono sempre superiori ai ricoverati, 1442, i morti sono 680. Ecco, non posso non ricordare, non è ancora diciamo previsto in questo bollettino, ma vorrei ricordare e fare le mie condoglianze in particolar modo ovviamente a tutti i morti, in particolar modo ai familiari e alla FIMG, quindi ai medici di base, per la morte della dottoressa Samar Siniab, che è il 100° medico che perde la vita in questa tragedia, non in Veneto, ma lei si è persa la vita in Veneto, è morta a Treviso e operava a Mira. E quindi Samar Siniab, che è stata un medico di base, e purtroppo è morta di coronavirus. I nati sono 80. Detto questo, sui dati vi dico 2 o 3 robe veloci e poi vi lascio lo spazio per le domande, me le sono anche segnate. Allora, rispetto ai versamenti, stiamo raccogliendo, voi vedete che abbiamo il sovraimpressione anche per loro, per tutti. Sì, ma per noi è in sovraimpressione, per loro no. E dicevo, abbiamo i dati dei versamenti, che ringrazio vivamente tutti per i versamenti. Allora, noi siamo arrivati a 28.675 versamenti, cioè 28.675 persone che sono andate a versare. Agli atti in regione in questo momento abbiamo 31.592.399,99. Comunque dai, sono 31.592.000 euro. 31.592.000. Vi devo dire perché si sta impennando, come vi avevo detto, sta impennando perché abbiamo avuto versamenti importanti, tra i quali ricordo
6 milioni e mezzo da parte di Banca Intesa. Quindi ringrazio ovviamente l'amministratore delegato Carlo Messina per questa scelta di contribuire agli acquisti di ventilatori, di terapie intensive, blocchi di terapia intensiva, insomma, e anche questo ossigeno, no, per il nostro bilancio, perché vi ricordo che noi veniamo fuori da sta vicenda, insomma, un po' diroccati con il bilancio regionale. Siamo a 100 milioni di spesa e di raccolta al momento ne abbiamo 31 milioni. Quindi ringrazio tutti quelli che hanno versato, ringrazio oggi in particolar modo il dottor Messina e Banca Intesa per il versamento di 6 milioni e mezzo e ringrazio tutti quelli che vorranno versare anche in futuro, perché penso che sia fondamentale. Quindi grazie per tutta la solidarietà. Ricordo poi che nelle donazioni abbiamo anche pensato in una società agricola di Sutto Ferruccio ha donato 5.184 bottiglie di prosecco per i nostri medici, per gli operatori della sanità. Quindi è arrivato sto camion e lo distribuiremo, adesso troveremo una maniera per distribuire. E a questo si aggiungono le 1000 settimane di vacanza nei nostri campeggi, si aggiungono uova pasquali che stanno arrivando, che stiamo distribuendo, si aggiungono colombe, insomma, 100 settimane dal Barella, 100 giorni dal Barella. Sì, e 100 soggiorni dal Barella anche, insomma cercheremo di darvi una lista poi per rendere onore a tutti coloro che hanno lavorato. 3 robe. Abbiamo, anzi l'ho contrattato io personalmente, voi forse avete visto qualche notizia già, è arrivato l'ospedale da campo, diciamo versione luxury, come si direbbe, cioè il top del mercato, non un tendone. Vorrei che qualcuno lo spiegasse bene. Stiamo parlando di un ospedale a tutti gli effetti, donato dal Qatar. Sono già arrivati 22 ingegneri che abbiamo già qui, sempre dal Qatar. Tanto per darvi una dimensione, questo è un ospedale che coprirà un'area di oltre 5.000 metri quadrati, avrà 4 moduli, ci viene regalato e fornito di tutto, letti compresi, 400 posti letto, forse 500. Stiamo parlando di cablaggi, climatizzazione, tutto quello che serve e anche il primo montaggio. Allora, adesso stiamo cercando di trovare un'area, perché è un'area complicata, perché noi lo vogliamo mettere vicino a un ospedale, è logico, no? L'ottica è quella dell'emergenza Covid, in attesa della possibile ondata dell'autunno. Dopodiché verrà smontato, sarà uno degli elementi per le pandemie, per le emergenze e quindi un ulteriore livello di sicurezza che il Veneto avrà. Ovviamente avremo necessità di trovare un magazzino. Vi ricordo che l'aereo cuba 5, scusate, che l'ospedale cuba 5 aerei, nel senso che sono arrivati già 4 aerei per portarlo e cioè è una molle di materiale da paura. Cioè, avete presente, c'è un campo da calcio, ecco, questo alla fine sarà l'ingombro totale con le aree a manovra dell'ospedale. E è una bella partita, è una grande sfida, non è facile perché è una sfida di natura di protezione civile, l'assessore Bottacin sta seguendo questa partita, di sanità con l'assessore Lanzarin che sono qui, e in generale di volontariato, perché poi avrà bisogno di una gestione anche dell'aiuto degli alpini, di volontari, insomma di tutti quelli che vogliono essere della partita, di emergenza-urgenza, perché un presidio come questo non ce l'ha nessuno. Voi capite che se arrivasse una catastrofe, un terremoto o quant'altro, noi abbiamo un piccolo tesoro in un magazzino che ci permette in qualsiasi posto di essere montato. Noi abbiamo un'idea di fare una piastra in modo tale che sia pronta per l'appoggio per un'emergenza sanitaria che si riesce a gestire, ma se fosse necessario di mettere in una zona per un terremoto, per un'alluvione, cioè capite che abbiamo una massa di 5.000 metri quadrati all'interno della quale riusciamo a praticare sanità vera. Pensate anche a l'evento, magari un grosso, che so, un evento di catastrofe ambientale, inquinamento, qualsiasi cosa. Ovvio che è una cosa che ci fa, come si dice,
ci inorgoglisce perché comunque se hanno accettato e ci hanno anche scelto, vuol dire che qualcosa è accaduto di buono in questa regione, no? Perché non è che ne regalano uno per regione. E sono assolutamente disponibili, quindi io ringrazio il Qatar e l'Emiro per questa scelta, che fra l'altro ci viene data chiave in mano di tutto, cioè noi dobbiamo solo dire di cosa abbiamo bisogno. E è un atto di donazione anche questo, che costa milioni di euro, però per noi è una frontiera che ancora non avevamo scandagliato così, perché comunque chi la voleva scandagliare aveva comunque la necessità di comprarsi la materia prima, no? L'ospedale che è già un costo pauroso. E poi c'è anche il tema della gestione, insomma è una nuova sfida, ma volevo dirvelo, insomma è una bella cosa. Dobbiamo esserne tutti orgogliosi e alla fine sappiamo che abbiamo anche questa roba in magazzino. Io spero resti in magazzino tutta la vita, non si riapre mai più, però c'è. E se dovesse servire a qualcun altro, siamo nelle condizioni di darla a qualcun altro, questo è logico, no? Cioè qualsiasi cosa accada è un contributo che il Veneto, lo ha avuto il Veneto e noi daremo come contributo tenerlo pronto per altre emergenze. Vi dico un'altra cosa importante e vi annuncio che il 22 di aprile firmeremo l'accordo di programma per il Policlinico Universitario di Padova. Quindi ormai siamo addirittura d'arrivo e stiamo rispettando il cronoprogramma e quindi in un momento nel quale si parla tanto di sanità vi voglio introdurre questo elemento. Ringrazio peraltro il professor Rizzuto, il magnifico rettore, del quale ho parlato anche ieri, e penso che questo sia un evento. Guardate, stanno accadendo un sacco di cose positive, purtroppo non hanno l'onore della cronaca perché emergenza coronavirus copre tutto. L'assessore 2 giorni fa ha portato fuori dal Consiglio regionale la partita della nuova facoltà di medicina a Treviso. Quindi Treviso alla sua, scusate, corso di laurea, non facoltà di nuovo corso di laurea su Treviso di medicina. Significa iscriversi dopo le superiori e arrivare alla laurea restando seduti a Treviso, e quindi questo è un altro bel segnale. Questo a partire da quando? Dal prossimo anno accademico, il 2020 o 2021, quindi i ragazzi possono iscriversi a Treviso e quindi fra qualche anno sentiremo dire: dove ti sei laureato in medicina? A Treviso. Questa sarà la frase. Ne esce il Policlinico Universitario, spero che non ci siano sorprese, ma il 22 vorrei proprio firmarlo, quindi la data del 22 dalla quale coinvolgeremo tutta la realtà, il comune, l'università e così via. E anche questa è una grande partita sulla quale pochi ci credevano, e nel mondo dell'ufficio complicazioni e affari semplici noi insomma siamo riusciti ad arrivarci, no? Stiamo lavorando e si sta andando avanti per questa direzione. E 2 ulteriori precisazioni sono i mercati settimanali, i mercati open air a cielo aperto, no? I mercati dell'alimentare che sono aperti come DPCM. Vi ricordo che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri prevede l'apertura della sola parte del mercato che vende alimenti, salumi, formaggi, verdura, eccetera. Ecco, c'è qualcuno che dice Zaia ha chiuso i mercati. Io non ho chiuso i mercati, ho semplicemente detto che bisogna avere la mascherina e i guanti per frequentarli, sia che tu venda che compri. Ho detto che i sindaci li debbono perimetrare e ho anche spiegato che non serve un muro in cemento armato, basta una cordella di quella da cantiere di nylon, e bisogna garantire un punto di ingresso e uno di uscita in maniera tale che non ci siano incroci e assembramenti all'interno del mercato. Punto. Quindi siccome mi è arrivata da qualche cittadino, se qualche sindaco vi dice che io ho chiuso i mercati, dite che è una bugia, perché noi non abbiamo chiuso nessun mercato. Se poi c'è qualche amministratore che ha difficoltà a gestire diciamo delle norme minimali, allora è un altro discorso, ma non si dica che i mercati sono stati chiusi. Ieri ho detto un'inesattezza, o meglio, mi avete chiesto della famosa canzone che gira sui social, e è giusto, è corretto, me l'hanno fatto notare i collaboratori, che venga citato, siccome non sapevo il nome del signore che l'ha fatto, è Matteo Tisato, fra l'altro è residente a Motta di Livenza. Mi hanno detto che salutiamo e ringraziamo per la canzone che sta girando, e cioè, insomma, ha strappato tutti un sorriso. Quindi grazie a Matteo Tisato
per la canzone, so che fra l'altro lui è anche un musicista, quindi gli auguriamo un in bocca al lupo. Ultima roba, ed ho concluso, vi dico sempre, no, vi darò, voglio dirvi anche, parlare dei bambini, a me scrivono un sacco di bambini. Allora, vi leggo questa letterina che mi è stata mandata, arriva da Cismon del Grappa, Valbrenta, Vicenza. Buongiorno Presidente Luca, mi chiamo Vittoria Maria, anche se per gli amici sono Vica. Ho 10 anni e in questi giorni avrei dovuto ricevere i sacramenti della prima comunione e della confermazione, ma a causa del Covid-19 tutto è stato sospeso e rinviato. I miei zii Federico e Bruna mi hanno proposto di donarmi la somma che avrebbero speso per le bomboniere e i bigliettini. Io ti seguo tutti i giorni in televisione alle 12:30, ho sentito che tante persone stanno versando dei soldi per aiutare gli ospedali della regione e che non importa quale sia la cifra, così ho pensato che anch'io potevo fare qualcosa. Così mi sono fatto anticipare il loro dono e con l'aiuto dello zio Fede ho fatto il versamento. Te lo allego così vedi. Non so se leggerai questa mia lettera, ma mi piacerebbe ricevere un tuo saluto così da farlo vedere a tutti. Io ho sempre obbedito ai tuoi consigli. Mi sei molto simpatico, vabbè. No, scusate. Mi fermo. Questa bimba, Vittoria Maria Posenato, ha versato i 300 euro della bomboniera della comunione, mi ha mandato anche il versamento. E quindi ringraziamo Vica, ringraziamo tutti i bambini che stanno versando e che dimostrano un senso di appartenenza a questa comunità di solidarietà che è unica. E quindi grazie a Vica, e grazie ai bimbi che abbiamo ringraziato ieri e a quelli che ringrazieremo i prossimi giorni, perché vi posso garantire che ce ne sono tanti e fra l'altro anche che si privano delle uniche robe che hanno, no, per poter fare il versamento. Quindi grazie di cuore. Ci responsabilizza ancora di più nel nostro lavoro pensare che ci sono anche i bimbi che ci seguono e che sostengono questa sfida della sanità.